A tutti voi buonasera. È davvero un piacere ritrovarvi qui, quindi vi do il benvenuto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ci ritroviamo qui per la premiazione dell'economia e dello sviluppo del territorio della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Manifestazione questa che si è consolidata nel corso degli anni, che si è radicata nelle tante edizioni svolte. Evento che diventa occasione molto importante e anche piacevole per raccontare e conoscere storie che possono essere da esempio per tutti noi e sicuramente rappresentano dei modelli ai quali ispirarsi per il futuro. Il mondo del lavoro, dell'operosità si ritrova qui al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per rendere il giusto riconoscimento a chi ogni giorno si impegna e affronta le sfide dell'essere lavoratore, dell'essere imprenditore. Sfide alle quali si aggiungono, purtroppo lo sappiamo bene, numerosi imprevisti che richiedono nuovi sforzi e richiedono sicuramente una visione comune. E allora ecco che ognuno ci mette il proprio e uniti tutti insieme possiamo continuare a tenere alto il nome di questa terra speciale che è il Friuli Venezia Giulia. Non possiamo far finta di niente, non possiamo dimenticare che cosa sta accadendo nel presente, le difficoltà del contesto internazionale, ma è giusto anche guardare al futuro, un futuro che è nelle nostre speranze, un futuro che è nelle aspettative, nella voglia di fare che ci trasmettono le figure che sono state selezionate per ricevere oggi i premi. Saranno ben 80 quelli conferiti oggi con meccanismi che spiegheremo di volta in volta. E allora saluto intanto gli ospiti che sono già qui con noi sul palco, il presidente dell'ente camerale, dottor Giovanni D'Apozzo, e il vicepresidente Michelangelo Agrusti. Un saluto e un ringraziamento al presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al sindaco della città di Udine, Pietro Fontanini. Un saluto e un caloroso benvenuto all'ospite speciale di questo evento. Salutiamo e quindi anche un applauso per Carlo Sangalli, che è presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia. Naturalmente ho il piacere di dare il benvenuto e portare il saluto anche ai tanti sindaci e ai rappresentanti dei territori dove hanno sede le imprese o che sono residenza dei lavoratori che saliranno oggi sul palco. Un saluto particolare poi ai componenti del Consiglio della Camera di Commercio, ai presidenti delle associazioni di categoria e ai loro direttori. Un caloroso benvenuto naturalmente a tutti gli imprenditori e ai lavoratori oggi premiati, un saluto naturalmente che estendiamo anche ai loro familiari, ai loro collaboratori e ai loro colleghi. Allora invito subito al centro del palco il sindaco di Udine Pietro Fontanini per portare un saluto. Prego. Buonasera sindaco. Buonasera, un saluto a tutti voi, benvenuti nella città e soprattutto in questo bellissimo teatro che quest'anno compie 25 anni e quindi siamo contenti di, come sempre, ospitare dopo una pausa dovuta a questioni che, come ben sapete, questa manifestazione importante che raggruppa tante persone che hanno dato un contributo concreto, ma soprattutto un grande contributo all'economia del nostro territorio. Saluto il nostro governatore Massimiliano Fedriga e Carlo Sangalli, che ci onora la sua presenza qui oggi a Udine. Sono cambiate un po' di cose, sapete che le cose non stanno andando molto bene a livello internazionale. Oggi la notizia è che una città che tra l'altro è gemellata con Udine ha subito un grosso bombardamento, mi riferisco all'Ucraina, alle cose che stanno avvenendo in questa giornata. Quindi un clima veramente ancora molto difficile e penso che voi che rappresentate l'economia reale del nostro territorio queste cose le sentite in maniera molto molto forte. Ma oggi è giornata anche di riconoscimenti, è giornata di dire bravi a coloro che hanno dato un grosso contributo all'innovazione, alla crescita economica, perché come tutti noi sappiamo, se c'è lavoro, c'è progresso, c'è ricchezza,
c'è sviluppo per la nostra società. Ecco perché questi premi che la Camera di Commercio di Pordenone e Udine sta dando a tante persone sono fondamentali per dire alle nuove generazioni anche che il lavoro è importante, è la ricchezza a cui tutti noi dobbiamo tendere, perché con il lavoro si riescono a fare cose importanti. Quindi ancora complimenti a coloro che saranno premiati e ancora benvenuti nella città di Udine. Grazie al Sindaco Fontanini. E allora questo pomeriggio vi diamo il benvenuto qui al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. L'ultima edizione, quella del 2021, è stata invece ospitata al Teatro Verdi a Pordenone ed è stata la seconda celebrata dal nuovo ente camerale unico. Il sindaco della città di Pordenone, Alessandro Ciriani, avrebbe voluto essere presente oggi, così come era presente alla cerimonia dell'anno scorso. Purtroppo però per impegni non prorogabili non è potuto essere qui con noi questa sera. Ha delegato però a portare il suo saluto Morena Cristofori, che invito a salire sul palco. Prego per portare il suo saluto. L'assessore Morena Cristofori. Do anche a lei il microfono. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie. Saluto questa splendida città, i suoi abitati. Saluto in particolare i presidenti e le autorità, tutte. Noi come Pordenone abbiamo appena finito la rassegna Art and Food, che è stata proprio una rassegna di tutti i prodotti della friulalità, dell'operosità e delle peculiarità della regione Friuli Venezia Giulia. Sono orgogliosa di rappresentare il Comune di Pordenone, di rappresentare qui una parte del Friuli, l'operosità del Friuli. Saluto l'autorità e il Presidente della Regione, il Presidente Sangalli, il Presidente Pozzo, il Presidente Agrusti e il Sindaco. Vi ringrazio dell'ospitalità, complimenti per il splendido teatro e l'accoglienza. Grazie a tutti. Grazie. È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa cerimonia. Prima però di partire con i conferimenti dei premi, chiedo aiuto, in questo caso al primo premiatore, Eva Seminara, che nella Giunta Camerale rappresenta il settore dell'artigianato. E intanto, mentre la dottoressa Seminara sale qui sul palco, andiamo a vedere insieme il logo della Camera di Commercio, segno dell'ottima armonizzazione tra le precedenti realtà camerali dei due capoluoghi. A sinistra il simbolo di Union Camere, a sottolineare l'appartenenza al sistema camerale nazionale, affiancato da un simbolo originale proprio che è l'emblema dell'accorpamento delle due Camere. Il ponte, simbolo di unione con due pilastri, i due territori delle province di Pordenone e Udine sul fiume Tagliamento. È arrivato intanto il primo riconoscimento. I premiati ricevono un diploma di benemerenza con apposta una prestigiosa riproduzione in oro della moneta con cui l'imprenditore Jacopo Linussio pagava le proprie maestranze. Lungimirante esempio di imprenditorialità del Settecento, con impianti dislocati tra la Carnia e San Vito al Tagliamento, proprio a cavallo dei territori che ora costituiscono l'area di competenza della Camera di Commercio. Partiamo allora subito con la categoria contaminazione lavoro e impresa, ovvero i premi riservati ai lavoratori dipendenti di aziende con sede o unità operativa nei territori di Pordenone o Udine. Iniziamo con una lavoratrice premiata che può raggiungerci al centro del palco. Vedrete poi che scorreranno immagini, alcune davvero particolari e singolari, che riguardano anche gli esordi nel mondo del lavoro dei nostri premiati. Allora chiedo a Eva Seminara di avvicinarsi a me, così al centro avremo i premiati. Iniziamo subito da Raffaella Del Degan. La motivazione per il riconoscimento: 30 anni di attività, dipendente della Friuli Giulia Appalti SRL di Povoletto. A lei il premio e l'applauso del pubblico. Un sorriso per il fotografo. Grazie. Il prossimo premiato è Tiziano Stolfo, 32 anni di attività alla Nives SNC di Mascherin Giuliano NC di Chions.
Proseguiamo con Giuliana Santi, 32 anni di attività all'Autotrasporti Chiarcosso SRL di Udine. Allora, guardiamo i fotografi con la targa. Allora, facciamo mettere al centro, in mezzo a noi due premiati, così forse è più semplice. Grazie allora anche a lei. Allora, Flaviano Miano, 33 anni di attività, dipendente della Candusso Carpenterie e Lattonerie SRL di Moruzzo. Eccolo! Anche per lei l'applauso del teatro. Mi raccomando ai premiati un bel sorriso al fotografo per immortalare questo momento importante. Proseguiamo con Vallì Santin, 35 anni di attività, dipendente della Pavan Angelo SNC di Brugnera. Eccola al centro del palco. Fabiana Caffi, 37 anni di attività alla Aster Coop, società cooperativa di Udine. Proseguiamo con Massimiliano Persoglia, 37 anni di attività, dipendente della Calzavara SPA di Basiliano. Complimenti anche a lei. È la volta di Alessandra Occhielli, 39 anni di attività, dipendente della Unart Servizi SRL di Pordenone. Benvenuta e complimenti anche a lei. La prossima premiata è in quiescenza, infatti da bando le imprese possono segnalare anche dipendenti che sono andati in pensione da meno di un anno. E allora invitiamo sul palco Anna Maria Cumini, 39 anni di attività, dipendente di Confagricoltura Udine. Eccola sul palco. Il riconoscimento è anche per lei la foto e il sorriso al pubblico. Con il prossimo lavoratore superiamo i 40 anni di lavoro e questi sono davvero esempi di fedeltà e di dedizione. Franco Comuzzi, 41 anni di attività, dipendente di Impresa Verde Friuli Venezia Giulia SRL di Udine. Ed ora Ornella Guglion è in quiescenza ma ha lavorato 41 anni all'acciaieria Fonderia Cividale SPA. Eccola. Congratulazioni anche a lei, prego. Maria Grazia Mossenta, anche lei in quiescenza da poco, dipendente dell'ente bilaterale agricoltura friulana di Udine, ha lavorato per 41 anni. Congratulazioni anche a lei. È il momento di invitare al centro del palco Fabiola Pertoldi, in quiescenza, maturato, 42 anni di attività e da ultimo dipendente dello studio Martegani Zaggia SRL di Udine. Giuliana Covasso, dipendente della Fantoni SPA di Osoppo, 42 anni di attività. Uno sguardo al fotografo per la foto di rito. Complimenti, tutti questi anni di attività sembrate giovanissime, ci svelerete il vostro segreto. Giordano Nonis, dipendente della Fratelli Antonini Fu Giulio di Pietro Antonini NC SAS di Maniago, 42 anni di attività. Maria Rosa Martinis, 42 anni di attività alla Solari di Udine SPA. Anche per lei l'applauso.
Ed ecco l'ultimo lavoratore a salire sul palco, con davvero tanti anni di onorato servizio. Allora un applauso per Maurizio Vidoni, 43 anni di attività, dipendente della Nord Asfalti SRL di Povoletto. Complimenti anche a lei. E allora dal mondo dei lavoratori, con tanti anni davvero di esperienza, al mondo dei giovani, o meglio delle strutture che li formano. Il premio Contaminazione Scuola Impresa va nel 2022 all'Istituto Professionale Agrario Sabadini Pozzuolo del Friuli. A ritirare il premio il dirigente scolastico, la professoressa Laura Mior. L'Istituto Professionale per l'Agricoltura Sabadini a Pozzuolo, sede associata dell'Istituto Linussio di Codroipo, ha compiuto 140 anni dalla sua fondazione, guarda al futuro sensibilizzando i giovani studenti verso le tematiche ambientali e la riscoperta delle tradizioni rurali, con un occhio attento naturalmente alle innovazioni. Congratulazioni anche a lei. Arriviamo alle imprese, alle loro storie uniche. C'è un riconoscimento che la Giunta ha voluto riservare al giovane imprenditore grazie al coinvolgimento del Comitato Imprenditoria Giovanile di Pordenone Udine, gruppo attivo all'interno della Camera di Commercio che riunisce i giovani imprenditori delle associazioni di categoria sempre dei due territori. E allora il premio Giovane Imprenditore del 2022 è per Chiara Dentesano, socia della Dentesano Salumi SRL di Pavia di Udine. Rappresenta la quarta generazione della famiglia. Da quasi 10 anni lavora nel salumificio fondato nel 1954 dal bisnonno Angelo. Tanta l'energia e la determinazione di Chiara, di cui non sveliamo l'età, ma insomma è giovane, credo si veda, nei nuovi progetti aziendali improntati sui prodotti ready to eat. Congratulazioni e complimenti. In Camera di Commercio è attivo anche il gruppo Imprenditoria Femminile, cui afferiscono le rappresentanze delle diverse associazioni di categoria dei territori di Pordenone e Udine, e grazie al loro coinvolgimento la Giunta conferisce il premio Imprenditrice 2022 ad Alessia Rampino. Alessia Rampino è imprenditrice dal 2001, rappresentando le realtà aziendali del marchio Coram, che inglobano 2 strutture sanitarie, una struttura tecnica, un ente di formazione. Si occupa di gestione delle risorse umane, di qualità, autorizzazioni, accreditamenti. Si dichiara innamorata del proprio lavoro, crede fermamente nel valore delle persone come elemento fondamentale, imprescindibile per il successo di un'azienda. Complimenti. Ringrazio la dottoressa Seminara per il prezioso aiuto, naturalmente poi ci rivediamo alla fine della premiazione. Facciamo ora una piccola pausa per quanto riguarda il conferimento dei premi e lasciamo la parola al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone Udine, il dottor Giovanni Da Pozzo. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti, autorità, signore, signori, amici imprenditori, lavoratori. Grazie Presidente Federica, grazie Sindaco. E un ringraziamento particolare al Presidente Sangalli, Presidente non solo di Commercio e Impresa d'Italia, anche ma della Camera di Commercio di Milano, che è la Camera di Commercio più importante d'Europa. E a nome di tutta la comunità economica di Udine e Pordenone, o meglio di Pordenone e Udine, se no poi Michelangelo si arrabbia, voglio evidenziare questo rapporto che abbiamo costruito, che è stato rappresentato nel simbolo da un ponte, ed è la miglior attestazione di come questa fusione sia un esempio concreto di integrazione e di interazione, ma nel rispetto di quelli che sono, diciamo,
le diversità dei propri territori. Grazie Michelangelo e grazie a tutti gli amici e le categorie che hanno favorito questo. Siamo alla 68esima edizione, un numero importante, è da molti anni che si svolge questa iniziativa per valorizzare il lavoro degli imprenditori e dei lavoratori nei nostri territori. L'ultima volta a Udine ci siamo visti nel 2019, poi c'è stata l'interruzione nel 2020 per la pandemia, poi lo scorso anno in un formato un po' più contenuto a Pordenone, e oggi ci ritroviamo in una situazione molto complicata. Credetemi, oggi anche parlando con amici e collaboratori, fare un intervento in una situazione che cambia di giorno in giorno, con quelli che sono, diciamo, i fatti che ci sono all'interno dell'economia internazionale, con quelli che sono i fatti che questa guerra di giorno in giorno, è stato ricordato prima, l'ha ricordato il sindaco, quello che è accaduto oggi, diventa veramente un lavoro non facile, ma ci proverò, anche perché nel nostro DNA c'è quella di superare i problemi, quindi abbiamo il DNA, non dico dell'ottimismo, però di una consapevole volontà che riusciremo a superare anche un momento complicato come questo. Le circostanze internazionali sono sfidanti, quando parliamo di costi, l'indisponibilità delle materie prime, l'inflazione, ne parlavamo prima, i costi delle bollette energetiche che riguardano tutte, imprese, cittadini, tutta la comunità, enti pubblici, la difficile reperibilità delle materie energetiche, il Covid, che anche se ormai diciamo non è più virulento come nel passato, richiede una certa attenzione, stanno a disegnare quello che è il nostro vivere dell'oggi. E il 2022 purtroppo si è aperto con qualcosa che nessuno di noi ci aspettava, una guerra, un conflitto. È un paese che è stato aggredito e tutti quanti siamo chiaramente vicini, esprimiamo la solidarietà, la vicinanza, l'amicizia, possiamo usare tutti i termini, con l'Ucraina, ma questo fatto è anche l'elemento scatenante o amplificatore di alcune tematiche che in questo momento attanagliano la nostra economia. E penso che tutti siamo consapevoli che questa guerra andrà a ridisegnare completamente quelli che sono i rapporti geopolitici e geoeconomici a livello planetario. Ormai diciamo, anche gli analisti più riottosi considerano questo come un cambiamento dal quale è difficile tornare indietro. No, dobbiamo anche guardarci in faccia, vivere l'oggi e vedere quelli che sono, quello che è successo, almeno negli ultimi mesi, di recente. Non dimentichiamo che dopo il Covid tutti ci si aspettava disoccupazione e quant'altro, invece c'è stata una ripresa in tutti i settori estremamente importante, significativa. Leggo 4 numeri, ma proprio per quei numeri rimarcare questo fatto, perché la volontà di ripresa e di resilienza del nostro sistema produttivo è uno dei fatti che vengono rimarcati da quello che evidenzierò, soprattutto all'interno del territorio regionale, Presidente Federica. Nel 2022, al 30/6, quindi un paio di mesi fa, per la prima volta dopo 5 anni, il numero delle imprese è cominciato a crescere, non più uscite, ma ingressi maggiori delle uscite. Le previsioni luglio 2022, Prometeia, crescita della nostra regione, è previsto un PIL del più 0,7%, quello del livello nazionale è molto più basso, qui sappiamo benissimo che dovremo verificare perché i fatti internazionali possono indubbiamente andare a rivedere queste previsioni. Tasso di occupazione al 30 giugno di quest'anno,
livello Italia 60,5%, Friuli Venezia Giulia 70,4%, con una crescita rispetto al 19, quindi non al 20, del più 4,3%. Export 2021, Friuli Venezia Giulia più 16,7%, export primo semestre 2022, Friuli Venezia Giulia più 43,4%. È poco? È tanto? Non lo so, però è un dato di fatto, sono dei numeri che attestano che pur in un momento molto complicato come quello che stiamo vivendo, la volontà di ripartenza, di resilienza del nostro sistema produttivo in tutte le sue componenti, in tutti i suoi territori industriali, commercianti, artigiani, turismo e quant'altro, è evidente. Non parliamo del turismo, che è uscita un'analisi qualche giorno fa della Confcommercio a livello italiano, ma anche nella nostra regione il turismo ha evidenziato, ancora non ci sono i dati ufficiali, ma veramente un risultato estremamente positivo dalla montagna al mare e quant'altro. Quindi sono dinamiche che vanno prese in considerazione e vanno valorizzate anche in un momento complicato come questo. Che fare dunque? Che fare dunque? Bella domanda. Ognuno dovrà fare la sua parte in un contesto di coesione, di unità, di solidarietà, ma ognuno deve fare la sua parte, a partire dall'Europa. L'Europa spesso è balbettante, tutti quanti siamo europeisti e crediamo in questo grande progetto. Ma ricordatevi, era il 2012 quando il Presidente Draghi, in piena crisi finanziaria dell'euro, smosse la politica europea col famoso whatever it takes. Era all'inizio della pandemia dove l'Europa balbettava, poi si è rivelato che attraverso il Green Pass e il vaccino c'è stato un recupero. Frase del Presidente Mattarella di 3 giorni fa, in un contesto in cui, voi leggete su tutti i quotidiani, sul problema dell'energia, l'Europa è divisa, balbettante, ognuno cerca di portare a casa quello che può. Mattarella dice: di fronte a chi fa dell'energia uno strumento di speculazione e pressione internazionale, l'Europa è chiamata a rispondere con senso di coesione accresciuta. Presidente Draghi, 2 giorni fa, nei confronti di Francia e Germania, la recessione è colpa vostra. Tutti i giornali lo riportano e quant'altro, quindi c'è un problema chiaramente che se il tema non viene affrontato a livello europeo è difficile che singoli stati, anche se ognuno è andato un po' per conto suo, la Spagna ha messo ha fatto dei suoi provvedimenti, la Francia ha fatto qualcos'altro, ma si riesca a risolvere un problema che è estremamente complicato, di cui alla base indubbiamente l'elemento guerra è la principale motivazione. E su questo noi auguriamo al governo, che deve ancora insediarsi, tutti parlano come ci fosse già un governo, ma c'è un governo, ma il nuovo governo deve ancora insediarsi, di prendere decisioni che nel più breve tempo possibile possano tradursi in aiuti concreti per cittadini, famiglie e imprese, per superare una fase che tutti noi ci auguriamo sia nei tempi più brevi possibili, ma è indubbio che il governo deve intervenire, come è stato anche ricordato dai presidenti delle principali associazioni di categoria, in maniera veloce ma anche in maniera importante. E poi abbiamo i territori. I territori, per quanto ci riguarda, come Camera di Commercio, abbiamo operato attraverso le categorie, le associazioni di categoria, in un rapporto molto stretto e proficuo con la Regione. Qui devo ringraziarti, Presidente Federica, ma devo ringraziare anche l'assessore Bini, perché non solo in questo momento, ma anche nel momento più critico della pandemia, c'è sempre stato un colloquio franco, un colloquio costruttivo che ha portato a dei risultati sia nel supportare le imprese più in difficoltà, ma anche con una doppia direttrice
a misure di sviluppo, perché è importantissimo, bisogna aiutare chi è in difficoltà in un momento particolare. Pensiamo chi era in lockdown e aveva le attività chiuse, ma c'erano altre attività che magari avevano necessità di progetti di sviluppo e quant'altro, e quindi questa doppia azione della Regione, sia di sostegno che di sviluppo, a mio avviso va considerata nel contesto nostro territoriale. Molto importante in questo momento, io ritengo che sia, Presidente Fedriga, un sostegno di tipo creditizio alle aziende in difficoltà, che si vedono il costo dell'energia raddoppiato, triplicato, in alcuni casi anche con un moltiplicatore molto più alto, che sta creando dei problemi chiaramente di liquidità. E gli strumenti ci sono, Friulia, la prossima Friulia Plus, i confidi sono degli strumenti importantissimi, favorire le comunità energetiche, perché sostenendo gli investimenti delle imprese bisogna anche pensare alla riqualificazione energetica dalle imprese più grandi alle imprese più piccole, dove c'è molto da fare. Ecco, sono situazioni a cui occorre riflettere, agire nell'immediato, questo è importante, nell'immediato, però dobbiamo anche ragionare e pensare più a medio e lungo termine, perché è indubbio che il modello di sviluppo, se guardiamo al futuro, nei prossimi anni non sarà più quello a cui eravamo chiaramente abituati. Su questo la nostra Camera di Commercio, ma anche quando eravamo, diciamo, due Camere di Commercio, anche quella di Pordenone, ha lavorato molto. Noi avevamo creato ancora nel 2010 il Friuli Future Forum. Dal prossimo anno ci sarà un appuntamento annuale creato dalla Camera di Commercio sulla geopolitica e la geoeconomia. Vogliamo che Udine diventi il baricentro di questi temi, anche per la sua collocazione geografica, e lo scrittore e giornalista Federico Rampini ha accettato di buon grado di essere lui il direttore e coordinatore di questa iniziativa, e quindi andremo a parlare di nuovi scenari, di quello che sta davanti a noi, perché il futuro dobbiamo continuare a sognarlo, immaginarlo e disegnarlo. Il filosofo Auguste Comte diceva: vedere per prevedere, prevedere per provvedere. È importantissimo, perché oggi sappiamo i problemi che abbiamo, però dobbiamo anche pensare quello che cambierà davanti a noi. Ormai le previsioni sono che nei prossimi 10 anni si produrranno cambiamenti più che nei precedenti 100 anni. Il cambiamento sarà la nuova normalità, ma sarà un cambiamento esponenziale, un cambiamento velocissimo, al quale non si potrà più dire ma si è fatto sempre così, oppure business as usual. No, non è più questo accettabile, sono concetti morti o che stanno morendo. Bisogna credere in un futuro in cui le tecnologie si trasformano immediatamente in economia e business, robotica, genetica, intelligenza artificiale, blockchain, cloud, capacità di stoccare energia, stampa 3D e più chi ne ha più ne metta. Fra 15 giorni faremo qui a Udine un evento sul metaverso, sembra una sciocchezza, eppure nel mondo della moda e del fashion già si parla del metaverso come frontiera di business. Quindi dobbiamo capire che quello che l'innovazione e la tecnologia dei prossimi anni ci metterà a disposizione andrà radicalmente a cambiare quelli che sono i rapporti economici, e chi rischia di rimanere indietro sarà in difficoltà maggiori. Si parla di sopravvivenza del più adatto, non più una sopravvivenza legata all'essere, una sopravvivenza del più friendly. Questo termine friendly è stato usato anche dallo stesso Federico Rampini in un importante convegno un paio di settimane fa,
parlando di reshoring. Il reshoring sarà uno dei temi fondamentali. Le filiere lunghe hanno dimostrato in alcuni settori che non sono più sostenibili. Pensiamo nel settore della moda, ma in tanti altri settori. Il costo dei noli ha manifestato questa insostenibilità, ma soprattutto i cambiamenti geoeconomici e geopolitici ci porteranno a guardare più in alcune parti del mondo rispetto ad altre parti del mondo. E quindi questo reshoring dovrà essere fatto verso aree più friendly, dove praticamente ci sono dei valori comuni, ci sono del rispetto delle regole comuni, perché è troppo facile agire con regole completamente diverse e quindi creare anche delle forme di dumping. E quindi dovremmo essere anche capaci a riposizionare quelle che sono le filiere, le catene di produzione. È un percorso quindi, pur in un momento complicato, difficile, ma anche entusiasmante, perché quando si pensa, si guarda al futuro, vuol dire guardare, pensare a riprogettare. Non tutto sarà facile, non tutto sarà fattibile, ma non possiamo fermarci solamente a guardare l'oggi. L'oggi lo dobbiamo affrontare, come dicevo, a livelli di politica europea, politica nazionale, politica regionale. Ci possono essere degli strumenti per alleviare le cause che le aziende, le famiglie stanno subendo, ma il futuro chiaramente è di una frontiera completamente diversa. Ma sappiamo che questo, ripeto, è un momento difficile e quindi ho cercato, pur considerando le criticità che tutti noi leggiamo ogni giorno e le vediamo all'interno delle nostre aziende, delle nostre famiglie, dobbiamo anche dare una visione alla nostra comunità economica, sapendo che qui abbiamo dei protagonisti che hanno dimostrato la loro capacità, la loro resilienza, e questi stessi protagonisti saranno gli ambasciatori di questo cambiamento. Oggi abbracciamo, caro Presidente Sangalli, 80 premiati, è un numero molto importante, positivo, di due territori che si stanno integrando sempre di più, ma probabilmente sono sempre stati integrati. E questo è il messaggio forse più bello che in questa manifestazione possiamo rappresentare. L'augurio è che possiamo continuare con questi esempi di imprese, con questi esempi di lavoratori, con questi esempi di buona amministrazione, perché le cose devono trovare una coesione comune fra famiglia, impresa, società, pubblica amministrazione e chi ha i ruoli della governance, ma io ringrazio tutti quanti voi e soprattutto ringrazio i premiati per la dimostrazione di capacità, di forza e di resilienza in un momento complicato come quello che stiamo vivendo. Grazie. Ringraziamo il Presidente dell'Ente Camerale Giovanni D'Appozzo e ora, per proseguire nelle nostre premiazioni, invito sul palco il componente della Giunta Camerale per l'Artigianato Silvano Pascolo, che mi aiuterà nel conferimento dei premi. Vi ricordo nel frattempo che nel biglietto di sala, nel libretto di sala che vi è stato consegnato all'ingresso, troverete riportate le motivazioni complete dei premi, i profili dei premiati, le loro storie di eccellenza. Buonasera, grazie per avermi raggiunto sul palco. Ritorniamo alle categorie da bando 2022 della premiazione. Passo di qua. Conferiamo i premi alle aziende affermatesi in particolare negli ultimi 3 anni sui mercati per intraprendenza commerciale, realizzazioni innovative, qualità della produzione e dei servizi, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali. Iniziamo dalla sezione delle cooperative e iniziamo con la cooperativa di lavoro San Giorgio di San Giorgio della Richinvelda. A ritirare il premio la presidente Ines Tramontin, che ci raggiunge sul palco. Eccola. Costituita il 1° settembre 1981 sotto la spinta di Don Pasianotto, parroco di San Giorgio della Richinvelda, con il preciso scopo di occupare personale femminile del luogo, ingranditasi negli anni, ha mantenuto fede agli scopi dei fondatori. Congratulazioni e grazie.
Dal pordenonese al tarvisiano, prossimo premio per la cooperazione alla cooperativa. Pluriservizi Valcanale, società cooperativa, a ritirare il premio il presidente del CDA Giuseppe Divora. Attiva dal 1950, nel tempo da mera cooperativa di servizi alle stazioni ferroviarie, si evolve, si trasforma, orientando i propri servizi alla valorizzazione turistica e culturale del territorio, effettuando inoltre un ricambio generazionale completo dei propri vertici, senza inficiare la continuità e solidità aziendale. Congratulazioni anche a voi. Un cambio di sezione, perché ora andiamo a premiare 3 imprese dell'agricoltura, a cominciare da Bolzanello Stefano, a ritirare il premio il titolare dell'azienda, che invitiamo a raggiungerci qui al centro del palco. Buonasera, anche per lei l'applauso della sala. Ha trasformato la piccola azienda di famiglia con sede a Moruzzo dai 5 ettari iniziali, ora si estende su 83 ettari e dal 2015 tutta la produzione è biologica: soia, frumento tenero, miglio, fagiolino d'olico, quest'ultimo una chicca, davvero frutto della sperimentazione che il signor Stefano continua a perseguire. Congratulazioni anche a lei. È ora il momento del Consorzio Produttori Formaggio Montasio, società cooperativa agricola con sede a Codroipo, a ritirare il premio il presidente Dario Roiatti. Per lui e per il Consorzio l'applauso della sala. Dopo oltre 40 anni una sola cosa non è mai stata corretta o rivista dai soci, attualmente 11 cooperative regionali del comparto lattiero-caseario, ovvero utilizzare il Consorzio Produttori come struttura primaria per la valorizzazione del Montasio, unica DOP che la nostra regione vanta nei formaggi. Congratulazioni. La terza azienda nel settore agricolo è la società agricola Le Quattro Stagioni di Gattel, Daniela e CSS di Aviano, a ritirare il premio la titolare Martina Del Savio. Eccola che ci raggiunge al centro del palco. Nel 2009 è Martina Del Savio a fondare la società agricola, rilevando l'azienda dalla mamma Daniela Gattel. L'impresa è specializzata nella produzione di ortaggi e frutta, seguendo nella coltivazione il ritmo naturale delle stagioni, nel rispetto dell'ambiente e valorizzando la territorialità. Complimenti e congratulazioni. E ora la sezione artigianato con 9 imprese alle quali è stato riservato il premio. Partiamo con Agnolon 1860 SRL di Pordenone, a ritirare il premio Eugenio Agnolon. Venga qui davanti a favore di luce di fotografi, venite più avanti. L'attività dell'impresa riguarda la produzione e l'installazione di infissi in legno altamente personalizzabili, con l'introduzione di una linea di design e alte prestazioni termico-acustiche Magis 4.0. Ha premura di tornare a lavorare. Giustamente, se no come si ottengono certi risultati? Siamo alla Alberti SRL di San Daniele del Friuli, a ritirare il premio Carlo Alberti. Prego. L'insegna è la Casa del Prosciutto, l'impresa artigianale dedita alla lavorazione della nostra eccellenza regionale DOP, il prosciutto di San Daniele, una realtà familiare storica che è naturalmente sulla bocca di tutti. Congratulazioni e complimenti. Ed ora un riconoscimento a Beltrame Barbara di Udine. La titolare Barbara Beltrame non può essere con noi questa sera, siamo già al premio successivo. Si impegna a consegnare il premio a Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli. Leggiamo comunque la motivazione nel mandare ovviamente un saluto a Barbara Beltrame: azienda simbolo dell'eccellenza italiana, espressione del vero Made in Italy, capace di fondere sartorialità, creatività, innovazione e impegno. Barbara Beltrame realizza abiti da sposa e da cerimonia, dal design contemporaneo, con tessuti di altissima qualità. Facciamo arrivare a Barbara Beltrame il nostro applauso. Proseguiamo con la sezione artigianato con Cautero, creazioni in ceramica di Bianchi Alessandra di Povoletto. Ritirano il premio le sorelle Alessandra ed Elisa Bianchi.
Eccole sul palco. Venite più avanti così siete a favore di luce e di fotografo. L'impresa nasce nel 2012, l'attività è rappresentata interamente da artigiane donne, una realtà familiare che non si occupa solo della produzione di oggetti in ceramica, ma anche della divulgazione di questa antica arte che fa parte dell'originale mondo dell'artigianato artistico. Buon lavoro e congratulazioni anche a voi. Siamo alla ESA Energia SRL con sede a Cordenons a ritirare il premio il socio ingegner Deni Paul Darisi. Eccolo che ci raggiunge sul palco. Specializzata nel settore delle energie rinnovabili, soprattutto nella realizzazione di impianti fotovoltaici, sta sviluppando soluzioni verso una gestione efficace ed efficiente dell'energia all'interno degli edifici, sicuramente di grande attualità. Buon lavoro, motivo in più. Congratulazioni anche a lei. Mavis SRL di Remanzacco a ritirare il premio Luisa Zanier. Anche per lei l'applauso di Udine. Una storia di 2 generazioni della stessa famiglia uniti dall'amore per il lavoro accurato e per l'ascolto e il rispetto dei clienti. Nel 2020 l'azienda ha investito importanti capitali per mettere in piedi una linea di produzione di mascherine chirurgiche certificate, mossa da uno slancio sociale nuovo e dalla ricerca del profitto. Congratulazioni anche a lei. La prossima azienda dell'artigianato è Pizzutti, di Pizzutti Matteo NC SAS di San Giovanni al Natisone, a ritirare il premio il titolare Matteo Pizzutti. Specializzata in sedie pieghevoli, ha avuto modo di affermarsi in particolare per quanto concerne gli arredi esterni. Ora grandi e nuovi progetti vedono coinvolta l'impresa nel settore nautico per lo sviluppo degli arredi interni. Un'altra sfida da affrontare. Technic SRL con sede a Udine a ritirare il premio la titolare Kim Michelle Mauro. Congressi, eventi, mostre, showroom, fiere, corner, qualunque sia lo spazio da creare o lo stand da costruire, il servizio fornito è completo, dalla progettazione al montaggio, dall'assolvimento di tutti gli iter burocratici di fiere, trasporti e dogani, alla fornitura di accessori, all'assistenza tecnica durante l'evento. Congratulazioni. È il momento della Walking Sticks SRL di Fiume Veneto a ritirare il premio Giorgio Rizzetto. Attiva da 40 anni, grazie allo stile unico e rigorosamente made in Italy, è diventata leader nella realizzazione di prodotti, giusto per citarne alcuni, come il bastone da passeggio, i calzascarpe, gli ombrelli ed altri accessori di lusso. Buon lavoro! Ringrazio il Presidente Pascolo, grazie mille per l'aiuto. Anche a lei chiedo poi di ritornare alla fine della cerimonia sul palco, perché ovviamente questo invito rivolto poi a tutti i premiati, ci sarà il momento della foto ufficiale, tutti quanti insieme sul palco. Siamo arrivati al momento del nostro ospite d'onore, l'abbiamo salutato all'inizio della cerimonia, un ringraziamento particolare a Carlo Sangalli per aver voluto onorare con la sua presenza i tanti premiati che sono qui questa sera a teatro. La invito a raggiungere il leggio, intanto dico 2 parole su di lei mentre giustamente raccoglie l'applauso. Assume la presidenza di Confcommercio Imprese per l'Italia nel 2006 ed è rieletto per acclamazione anche nelle ultime elezioni del 2020. Già presidente della Camera di Commercio di Milano, dal 2017 è presidente della Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi, nuova realtà frutto dell'unione delle 3 realtà provinciali precedentemente separate. Dal 2018 al 2021 è presidente di Union Camere, l'Unione delle Camere di Commercio d'Italia. È stato parlamentare della Camera dei Deputati dal 1968 al 1992. Durante i vari mandati ha svolto importanti incarichi, in particolare è stato sottosegretario di Stato al turismo e allo spettacolo e questore della Camera dei Deputati. Al Presidente Sangalli dunque la parola. Prego. Grazie.
Grazie. E cari imprenditori e cari lavoratori premiati, e caro sindaco Fontanini, e caro presidente Agrusti e carissimo presidente Massimiliano Fediga, grazie veramente per questo invito e grazie soprattutto per l'accoglienza che, credetemi, non è la solita battuta formale o di circostanza, ma mi ha profondamente commosso e sento veramente anche l'impegno di essere ospite d'onore in un consesso così importante e significativo. E vorrei subito dire un grazie, se me lo consentite, lo dico anche con una battuta, al mio amico e presidente Giovanni D'Apozzo da Udine. Io pensavo, Giovanni, che tu fossi molto apprezzato e sicuro, ma che addirittura nel tuo territorio molto stimato, ma addirittura non pensavo al punto di avere un teatro dedicato. Ecco, la dico così. Cari amici, credetemi, è un grande onore essere qui stasera ad intervenire in un momento così importante e così solenne, potremmo dire, per l'economia del territorio e per le persone che la rendono viva. Diceva Jean Monnet, uno dei padri dell'Europa unita, nulla è durevole senza le istituzioni, ma anche nulla è possibile senza gli uomini. In questo caso l'istituzione è la Camera di Commercio, l'istituzione pubblica dell'economia e delle imprese, ma gli uomini e le donne siete voi, con le vostre storie, il vostro coraggio, la vostra passione, le vostre attività. Gli uomini sono anche gli uomini delle istituzioni, come il presidente Fedriga e il presidente D'Apozzo, che in momenti come questo credono e investono tempo e energie. A tutti loro, a tutti voi, soprattutto a tutti voi, va veramente di cuore il mio ringraziamento. Qui si premiano imprese, imprenditori e collaboratori delle imprese, promuovendo l'idea che il lavoro unisce quando crea sviluppo e si fonda sulla qualità e sulla crescita delle persone. Siete una luce di speranza in un tempo di disillusioni. Viviamo infatti uno dei periodi più difficili, per tanti aspetti, più bui della nostra storia recente. Crisi che lasciano dietro di loro macerie e cambiamenti traumatici, ma che nello stesso tempo sono opportunità, così come è stato anche ricordato da Giovanni D'Apozzo, per migliorare, per innovare, per rafforzarci. Peggio di questa crisi, ha detto Papa Francesco, c'è solo il dramma di sprecarla. E il primo modo di sprecarla sarebbe certamente quello di non assumersi le proprie responsabilità, che non significa, ben inteso, prendersi la colpa di fenomeni che sono evidentemente più grandi di noi. Assumersi la responsabilità significa di sforzarsi di capire cosa si può fare per affrontare le cose, spesso finendo così per migliorarle. Assumersi la responsabilità significa assumere il rischio di partecipare. Guardate, lasciatemi fare un passaggio, se volete, tra virgolette, di natura politica, anche se propriamente non è certamente di natura partitica. Guardate, io voglio dire e fare brevemente questa velocissima considerazione. Nelle ultime elezioni abbiamo osservato con preoccupazione la crescita dell'astensionismo di quasi 10 punti percentuali. Un trend che era già evidente nelle ultime tornate amministrative e che oggi è quasi sconcertante. 36% con punte di astensionismo del 50%
nelle regioni del Sud. È come se in questi anni una parte del Paese, la dico così, si fosse chiusa alla partecipazione, come se fosse entrate, lasciatemelo dire così, in un lockdown civico, quasi con l'idea che non si possa più fare la differenza davanti ai fenomeni globali. E questo atteggiamento individuale, ecco il punto, e questo atteggiamento individuale ha una ricaduta forte anche per le aggregazioni sociali come le associazioni di rappresentanza. Quante volte in questi anni abbiamo visto nascere dall'esasperazione comitati e aggregati, per lo più virtuali, sempre improvvisati, che approfittano della protesta senza la capacità di proposta. C'è, cari amici che mi ascoltate, una enorme differenza tra una rappresentanza ancorata a precisi interessi economici e territoriali e una rappresentanza astratta, svincolata da qualsiasi radicamento e alla fine svincolata da qualsiasi responsabilità. In questo contesto l'impegno dei corpi intermedi della società deve essere in un certo senso quello di ancorare la rappresentanza, ancorarla agli interessi reali, agli interessi dei settori economici, delle famiglie e delle persone che lavorano, ancorarla alla rappresentanza ad una storia collettiva e ad un grande sistema plurale capace di traguardare l'interesse particolare in quello generale. Il politologo Gianfranco Pasquino scrive: una buona società civile è la premessa di una buona politica e viceversa. Ecco, la società civile siete voi, la società civile siamo noi e serve responsabilità condivisa, soprattutto in questa stagione di grandi cesure storiche, di crisi su crisi, persino di guerra dentro l'Europa. Dopo 2 anni di profonda crisi da Covid-19, oggi inflazione e crisi energetica sono la nuova pandemia che mette a serio rischio sopravvivenza le imprese del terziario. Da qui alla prima metà del 2023, secondo le stime del nostro ufficio studi come Confcommercio, almeno 120.000 piccole imprese potrebbero cessare l'attività con la perdita di oltre 370.000 posti di lavoro. Sono emergenze che si sommano alla debolezza strutturale della crescita dei consumi unita ad una eccessiva pressione fiscale che caratterizza la nostra economia. E 3 sono quindi le priorità che il nuovo governo si troverà ad affrontare da subito, anche in accordo con l'Europa. Fronteggiare l'emergenza energetica, contenere l'inflazione e contrastare il pericolo recessione. E per fare questo servono interventi strutturali, a cominciare dal cosiddetto Energy Recovery Fund, dalla fissazione di un tetto al prezzo del gas e dalla revisione dei meccanismi e delle regole di formazione del prezzo dell'elettricità. Dunque, subito, ripeto, subito, non c'è tempo da perdere, occorre sostenere le imprese sul versante del costo insopportabile delle bollette con misure legate a questa emergenza. E poi, lo ricordava prima il nostro Presidente Giovanni D'Apozzo, davanti ad una diffusa e profonda condizione di incertezza, la fiducia si ricostruisce a partire dalle comunità più vicine ai cittadini, dai quartieri attraverso ai comuni fino alla regione. E allora permettetemi un accenno al ruolo della Regione, approfittando anche della presenza dell'amico Presidente Federica. Per noi la Regione resta e deve restare
un interlocutore fondamentale, come istituzione intermedia tra amministrazioni locali, Stato centrale, Europa. Lo abbiamo visto concretamente nell'emergenza, penso alla drammatica stagione della pandemia, e lo vedremo sempre di più nell'applicazione del PNRR. Penso poi alle camere di commercio. Da una parte anche in questo territorio, con la Camera di 2 province, si è salvaguardata e valorizzata il più possibile l'identità a livello locale e provinciale. D'altro lato, la piattaforma di una grande Camera consente la massa critica di soci necessaria per assicurare livelli omogenei di servizi e quindi di utilità quotidiana per le esigenze e le aspettative ordinarie delle imprese. Ordinarie, ben inteso, ma niente affatto banali, perché, cari amici, è stato giustamente ricordato, di normalità abbiamo bisogno tutti, dopo l'eccezionalità di questi anni complicati. Certo, sarà una normalità diversa e anche quando torneremo a fare le cose di prima non sarà possibile farle come prima, perché da questa crisi, da queste crisi non si esce mai uguali. Di certo dobbiamo uscirne insieme e senza lasciare indietro nessuno. E concludo a questo proposito, se me lo consentite, con la citazione di un grande scrittore di Udine scomparso qualche anno fa, Carlo Sgorlon, che tra tanti libri che sono stati molto premiati ha scritto anche un racconto molto simpatico, qualcuno di voi certamente l'avranno letto. Mi ha colpito questo racconto e allora mi permetto in conclusione di sintetizzarlo anche a chi non l'avesse ancora letto. Il titolo del racconto è Il quarto re mago e nella tradizione si racconta che ci fosse anche un quarto mago che si mette in viaggio seguendo la stella cometa per rendere omaggio alla nascita del Gesù bambino. E anche il quarto mago, come gli altri tre, parte con molti doni da portare al bambino Gesù, ma lungo la strada, e si vede che questo re mago, lasciatemi fare questa battuta, magari aveva qualche parente commerciante oppure magari era già iscritto alla Confcommercio, ma lungo la strada incontra diverse persone che hanno bisogno di aiuto e allora si mette a vendere i suoi doni per aiutare i bisognosi e si attarda finendo per mancare l'appuntamento con gli altri tre magi. Anzi, quando arriva a Nazareth, la famiglia di Gesù è già ripartita. Allora il quarto re mago si mette in cammino e il suo cammino non finisce più, dura 30 anni fino a quando arriva a trovare Gesù però crocifisso. E in questa circostanza sente, così continua il racconto di Sgorlon, sente una voce dal cielo dire: tutto quello che hai fatto all'ultimo dei miei figli tu l'hai fatto a me. E il quarto re mago capisce che il suo lungo viaggio non è stato inutile. Capisce che il suo modo di rendere omaggio a Gesù consisteva nell'aiutare le persone in difficoltà. Perché a fare del bene si finisce a fare bene e a fare bene si fa anche del bene. Non siamo mai in ritardo rispetto ai nostri obiettivi, non siamo mai fuori posto rispetto alle aspettative, non falliamo mai quando ci mettiamo a disposizione, quando ci impegniamo, lottiamo, aiutiamo, non ci arrendiamo. Questa, secondo me, è la morale che si può trarre da questa storia. Questa è la sintesi che mi piacerebbe dare di questa stessa premiazione. Una premiazione che, valorizzando le qualità individuali, racconta una storia collettiva dove il particolare diventa generale e lo sforzo personale diventa economia.
con persone e come voi, e quindi ancora il mio ringraziamento, con persone come voi giochiamo a tutto campo, correndo, faticando, sognando, sperando, con responsabilità, con la voglia di crescere, con l'intenzione di difendere i nostri valori, con la voglia di farcela, la consapevolezza di essere e con il coraggio di cambiare. Voi siete, cari premiati, l'economia che fa sviluppo e lo sviluppo che si traduce in economia, la buona economia di cui ha bisogno il Paese. Grazie, grazie di cuore e grazie per avermi ascoltato. Grazie allora al Presidente Sangalli che ha dato degli spunti, ha sicuramente aggiunto degli stimoli alla riflessione, indicazioni al governo, al territorio, ma soprattutto ha suonato la carica questa sera. E come abbiamo detto sin dall'inizio c'è bisogno anche, no, di un messaggio di speranza, e quindi la luce di speranza che sono i nostri premiati, insomma, ci portano proprio in questa direzione. Grazie al Presidente Sangalli. E invito a salire sul palco Fabio Pillon, componente della Giunta Camerale per il settore del commercio, che mi affiancherà nel conferimento dei prossimi premi. Quindi torniamo, giustamente, come diceva il Presidente Sangalli, a raccontare, quindi valorizzare le qualità individuali per raccontare questa bellissima storia collettiva. La prossima categoria è quella dei premi iniziativa imprenditoriale, comparto turistico alberghiero. Saranno 2 premi dai monti al mare. La prima impresa, infatti, è di Sappada, Hotel Val Gioconda di Pontil Scala Lea. A ritirare il premio Lea Pontil Scala. Eccola che arriva sul palco. Alfonso Fontana crea negli anni 40 l'albergo che nel 1982 passa nelle mani della nuora Lea, che fa di questo hotel un luogo unico nel suo genere. Il lavoro della signora Lea prosegue grazie ai figli che prestano la loro opera all'interno dell'azienda, usando anche loro lo stesso impegno. Complimenti a lei e alla famiglia. Siamo al momento del Tenda Bar di Bornacin Federico NC, SNC di Lignano Sabbiadoro. Ritirano il premio i soci Federico Bornacin e Paolo Bartolini, che ci raggiungono insieme. Una bella storia partita nel 1976. Ora l'offerta del Tenda spazia dalle semplici colazioni alla preparazione di numerosi panini, una ricca offerta di cocktail pre e post dinner. Il momento è quello giusto. L'attività prevede inoltre eventi anche fuori dai propri spazi, come feste a tema in spiaggia, che annualmente diventano l'appuntamento dell'estate lignanese. Salutiamo anche il terzo socio che non è presente, non è potuto essere qui questa sera, Raffaele Antonaz. Complimenti e congratulazioni. Sono 6 le imprese del commercio che verranno premiate quest'anno. Iniziamo con il Centro Commerciale Discount SPA di Pozzuolo del Friuli. A ritirare il premio il legale rappresentante Elio Beltrame. Anche per lei l'applauso della sala. Nel 2001 il signor Elio apre il primo punto vendita con la denominazione Centro Commerciale Discount a Pozzuolo del Friuli. Grazie al costante impegno e all'attenzione verso le esigenze dei clienti, ancora oggi può considerarsi la prima scelta di molte famiglie friulane. Ad oggi il Centro Commerciale Discount conta 11 punti vendita in regione, più di 220 collaboratori che velocemente il signor Beltrame raggiunge. Fred SNC ritirano il premio i soci Renato Paglia e Robert Damo. Eccoli, buonasera.
L'Enoteca e ristorante si trova a Udine in via del Freddo, da cui il nome del locale, che è accogliente e unico nel suo genere, dagli arredi innovativi informali che ricordano gli spazi newyorkesi. Congratulazioni, buon lavoro. Siamo a Mar di Presotto Raffaele SNC di Pordenone a ritirare il premio Marco Presotto. Supermercato con a guida una famiglia che ha una forte vocazione al sociale. Dal 2004, oltre alla vendita di merce italiane, vengono inseriti prodotti di importazione da tutto il mondo, arrivando progressivamente ad avere 2000 tipologie diverse di prodotti etnici. Congratulazioni! Si prosegue con la sezione del commercio. Nives SNC di Mascherin Giuliano NC di Chions a ritirare il premio Chiara Mascherin. Chiara ha portato in azienda nel 2018 l'e-commerce e l'adesione nel 2021 al progetto Too Good To Go contro lo spreco alimentare. I titolari, gestendo un'attività di supermercato di vicinato, sono particolarmente sensibili verso il territorio, offrono costantemente il proprio servizio ad associazioni e sostengono progetti locali, e questo sicuramente vi fa onore. Congratulazioni! Siamo a Old West SRL di Povoletto a ritirare il premio la titolare Cinzia Floridi. Dalla trattoria degli anni 50 alla birreria negli anni 80 con ricercatissimi arredi provenienti da Stati Uniti e Canada, un punto di ritrovo che attrae clientela anche da oltre confine con una proposta completa di birre e piatti a tema. Congratulazioni! Ed ora Radio Studio Nord di Muner Luigi e C. Sass di Tolmezzo a ritirare il premio, il fondatore e titolare Luigi Muner. Radio Studio Nord è una vera istituzione nell'Alto Friuli, il palinsesto giornaliero si articola in trasmissioni musicali, di intrattenimento, radiogiornale, eventi in diretta, animazione in manifestazioni diverse con diretta radio, gestione del portale informativo Studio Nord News e sportivocarnico.it, oltre alla presenza massiva sui vari social. Buon lavoro e congratulazioni! Arriviamo alla sezione dell'industria dei premi da bando per l'iniziativa imprenditoriale e partiamo da Friul Parket SRL di San Giorgio di Nogaro a ritirare il premio Elia Bolzan, presidente del CDA. L'impresa progetta e realizza parquet destinati alla pavimentazione di ogni tipo di ambiente, sia esso moderno che classico, costante sperimentazione e sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all'avanguardia consentono all'impresa di proporre una vasta gamma di prodotti di alta qualità. Complimenti! Proseguiamo con i premi al settore industria, lo facciamo con Inflex SRL di San Giovanni al Natisone a ritirare il premio l'amministratore delegato David Tomasin. Eccolo che ci raggiunge. Inflex occupa 105 dipendenti nella sede di San Giovanni al Natisone, controlla altre 3 società, siti in regione e in Serbia. Si occupa della produzione di imballaggi flessibili con soluzioni sostenibili realizzate per soddisfare le esigenze dei clienti nelle diverse applicazioni. Congratulazioni! Ringrazio il dottor Pillon, la invito ad accomodarsi in sala, anche per lei poi l'invito a ritornare sul palco alla fine della cerimonia. Invito la componente della Giunta Camerale per il settore industria, Anna Mareschi Danieli, a raggiungermi sul palco. Buonasera. Proseguiamo con i premi per l'industria nella sezione iniziativa imprenditoriale. È il momento di avere sul palco MEP, Macchine Elettroniche Piegatrici SPA di Reana del Roiale, a ritirare il premio Michela Del Fabbro, vicepresidente.
Difficile riassumere i traguardi raggiunti da MEP, leader nel proprio settore. Per i figli del fondatore Remigio sono dei punti di partenza. L'offerta è dedicata sia al settore civile sia a quello infrastrutturale, presente in oltre 128 paesi con oltre 10.000 macchine installate nel mondo. Grazie, congratulazioni e ancora buon lavoro. È la volta del Mobilificio San Giacomo SPA di Pasiano di Pordenone a ritirare il premio Maurizio Piovesana, figlio del fondatore Gabriele. Buonasera anche a lei. L'azienda, grazie anche all'acquisizione nel 1987 della storica Maisons Cucine, produce programmi d'arredo per la zona giorno e notte, sempre in continua evoluzione, con una vastissima scelta di materiali, misure e complementi personalizzabili. Congratulazioni anche a voi. Ed ora Modula Group SRL di Martignacco a ritirare il premio L'Ingegner Igor Spizzo, amministratore unico. Anche per lei l'applauso del Giovanni da Udine. Specializzata nella produzione e posa di serramenti in alluminio, rivestimenti di facciata realizzati su misura, curando tutti gli aspetti, dal risparmio energetico alla sicurezza fino al design. Grazie e congratulazioni. Ed ora Moretto Giuseppe SRL di Pordenone a ritirare il premio il titolare Giuseppe Moretto. La ditta è specializzata nelle demolizioni civili e industriali selettive, bonifiche di siti inquinati, trasporto e trattamento rifiuti. E infatti la filosofia aziendale recita: demolire significa porre le basi per ricostruire. Moretto oggi gode di una solida reputazione nel Triveneto. Complimenti! Pezzutti Group SPA di Fiume Veneto a ritirare il premio il CEO Emanuele Bassetto. Oggi è tra i maggiori player del mercato dello stampaggio ad iniezione per i settori home design, packaging alimentare, tessile e arredamento. Può contare su 4 stabilimenti con 36.000 metri quadrati produttivi, 2 centri logistici per 15.000 metri quadrati. Sono impiegati oltre 260 dipendenti. A lei e a tutti loro congratulazioni, complimenti. Sul palco la Precosystem SRL di Gemona del Friuli a ritirare il premio Raul Venier, amministratore unico. L'acronimo PRECO sta per Produzioni e Sistemi Ecologici, infatti dalle plastiche post-consumo recuperate attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, crea arredi per spazi esterni in armonia con l'ambiente circostante. Numerosi brevetti realizzati e le attività svolte in tutto il mondo. Complimenti e buon lavoro. Tomasella Industria Mobili di Tomasella Paolo NC SAS con sede a Brugnera a ritirare il premio Paolo Tomasella. Con più di 70 anni di attività, uno stabilimento produttivo di oltre 120.000 metri quadri, circa 400 dipendenti, Tomasella è un'impresa cardine nel sistema arredo Made in Italy che bilancia una solida storia aziendale con la propensione verso l'innovazione tecnologica e creativa. Complimenti. Il bando di concorso per i premi riservati alle imprese si concentra ora sulla specialità del passaggio generazionale. I premi sono riservati alle ditte caratterizzate dalla proprietà e conduzione familiare da almeno 3 generazioni. Per il settore agricoltura il premio va alla società agricola Staffus SS a Gorgo di Latisana. A ritirare il premio il titolare Daniel Staffus.
Giunta alla terza generazione, la società agricola si dedica alla coltivazione di seminativi, frutteti e vigneti. Nel corso del 2021 ha realizzato una cantina per la lavorazione delle proprie uve e per la vendita dei mosti e del vino in fermentazione. A inizio 2022 è stata avviata anche l'attività agrituristica. Buon lavoro, complimenti. Per il settore artigianato il premio passaggio generazionale va a Zincoflex di Pizzioli Emilio, di Pizzioli Giorgio NC SNC di Pordenone. Non è potuto essere con noi qui questa sera il cavalier Primo Pizzioli. Leggiamo la motivazione del premio. Giunta alla terza generazione della famiglia in azienda, l'attività esercitata riguarda la costruzione e conseguente vendita di reti per letti, letti in ferro, brandine rigide o pieghevoli, letti a castello, apparecchiature similari di ogni tipo e forma, nonché degli accessori relativi. Sarà Silvano Pascolo poi a far avere nelle mani del cavaliere Primo Pizzioli questo riconoscimento. E intanto proseguiamo con il settore turistico alberghiero. Il premio passaggio generazionale va a Viaggi Lucangeli SNC di Pordenone. A ritirare il premio Paolo Lucangeli. Felici passaggi generazionali per l'Agenzia Storica di Pordenone, Viaggi Lucangeli, che ora vede alla guida il figlio Paolo e la nipote Katia, punto di riferimento per i viaggi di lavoro e le vacanze, sia per la totalità dei servizi turistici resi ai clienti, sia per l'esperienza professionale acquisita in 50 anni di attività. È partito per le vacanze. Buon viaggio! Per il settore commercio il premio va alla Boutique della Frutta di Andrea Freschi, NC SAS di Udine. A ritirare il premio Simone Freschi, socio dell'azienda. L'impresa, anche qui alla terza generazione, svolge l'attività di commercio di ortofrutta, salumi e formaggi. È specializzata nella produzione di verdure di quarta gamma, si occupa di produzione di ortogastronomia, oltre a svolgere servizi di fornitura pasti e banqueting per feste, eventi e cerimonie. Complimenti e buon lavoro. L'ultimo premio per il passaggio generazionale va al comparto industriale, quindi chiamiamo Calzavara SPA di Basiliano. A ritirare il premio il dottor Massimo Calzavara, amministratore delegato. Leader nella progettazione e costruzione chiavi in mano di reti di telecomunicazione mobili, sicurezza, impianti SOV. Oggi ai vertici dell'azienda sono presenti 3 generazioni di Calzavara. Lucio, fondatore e vicepresidente, Marco, presidente, Massimo, amministratore delegato, a dimostrazione di come il futuro sia la più grande eredità davvero che si possa ricevere. Complimenti e buon lavoro. Grazie a Anna Mareschi Danieli per il supporto nelle premiazioni, attenderemo anche lei. Salutiamo Carlo Sangalli. Allora, ci deve lasciare, ci sono altri impegni? Momentaneamente, assolutamente. Lasciarla ai suoi impegni. Lo facciamo ancora con un applauso. Ringraziandola ancora per le sollecitazioni che ha lanciato qui dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ricostruire la fiducia dai territori più vicini. Raccogliamo questa importante indicazione. La parola passa ora al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha fatto giusto in tempo a cambiare sedia, ma c'è il leggio che l'attende. Grazie Presidente. Allora, inizio con le buone notizie. Sono qui per ringraziarvi, perché i numeri che ricordava prima il Presidente D'Apozzo sono testimonianza che la comunità del Friuli Venezia Giulia e quindi il comparto produttivo di questa regione, le imprese, tutte le attività produttive hanno avuto una reazione fortissima
a seguito della crisi legata alla pandemia. Oggi, quando mi confronto con i colleghi di altre regioni, ma devo dire anche con rappresentanti di altri paesi, il Friuli-Venezia Giulia, una piccola regione del nord-est rispetto alle dimensioni europee, è vista come la regione che è riuscita prima di tutti a recuperare i numeri pre-crisi pandemica, quella che ha avuto i numeri dell'occupazione che ricordava Giovanni da Pozzo, ma voglio ricordare che sono i più alti numeri di occupati da quando ci sono le rilevazioni Istat. Abbiamo diminuito drasticamente il gap tra occupazione maschile e femminile. Tanti ne parlano, questo territorio l'ha fatto. Siamo la regione che nel 2021 è cresciuta di più in termini di export pro capite, diventando la seconda regione in Italia, dopo l'Emilia-Romagna, superando addirittura i vicini di Veneto e Lombardia. Questo non è dovuto, e potrei andare avanti con altri dati, non è dovuto, e lo dico da Presidente di Regione, ma non è dovuto al fatto che il Presidente della Regione ha avuto qualche idea mirabolante. Spero ovviamente di aver dato il nostro contributo positivo. Ma è frutto di una comunità che si è mossa insieme, che nei momenti di difficoltà si è rimboccata le maniche, ha saputo non tirare i remi in barca quando c'era la tempesta, ma ha saputo andare avanti e anzi investire proprio nel momento di difficoltà per ripartire in modo più competitivo rispetto ad altri. E questo è frutto di una comunità. E di questo ne vado orgoglioso. Io sono presidente pro tempore di questa regione, ma questa comunità rimane indipendentemente dal presidente della regione. Ed è la nostra forza. Ed è la forza di questo territorio che mi auguro possa sempre di più continuare a dimostrare quello che vale a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Dico a livello internazionale perché la nostra regione sta venendo guardata con grande interesse da parte soprattutto di quei paesi che sono nell'area del centro-sud Europa, soprattutto anche a seguito della crisi internazionale, di cui dopo magari ovviamente su cui dopo vorrei soffermarmi, ma stanno guardando con grande interesse questo territorio come alternativa rispetto a un blocco oggettivo che esiste nelle possibilità logistiche e commerciali con alcune aree del mondo. Non a caso pochi giorni fa, poche settimane fa, è stato firmato un protocollo, pensate, con la Lituania per vedere il Friuli-Venezia Giulia quale piattaforma logistica per tutti quei paesi baltici compresi. Quindi ci sono grandi opportunità anche dentro, ovviamente, un'oggettiva difficoltà internazionale. Stiamo attirando investimenti. Io non a caso sono stato e ritornerò a breve negli Stati Uniti, perché sempre quello che diceva il Presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine è assolutamente vero. Oggi stiamo vedendo che i grandi investimenti non seguono esclusivamente una logica di convenienza del mercato, ma seguono anche logiche di interesse geopolitico. Noi dobbiamo inserirci all'interno di questo passaggio proprio per essere attrattivi di investimenti. Oggi i paesi democratici occidentali, anche per creare una rete di protezione fondamentale per garantire continuità e non essere in balia di paesi che improvvisamente decidono di chiudere i rubinetti o di fermare le forniture, è fondamentale che creino quella rete di protezione e per questo il mondo occidentale, europeo e statunitense in particolar modo, ma non solo, deve trovare quelle filiere produttive e quegli interessi reciproci dove ci possa essere anche una tutela reciproca. E per questo molti investimenti si stanno spostando. Si stanno spostando dal Far East per guardare a democrazie più stabili e che possano dare maggiori garanzie. Questo è un processo che sicuramente su cui noi dobbiamo inserirci per dire esiste anche il Friuli-Venezia Giulia, scegliete la nostra regione perché un opportunità per tutti. È altrettanto vero che dobbiamo avere la capacità anche di collaborare con paesi dove ci sarà un'attività di reshoring che in alcuni casi può essere all'interno di paesi europei, in altri casi può essere in paesi amici o paesi molto più vicini rispetto a quanto conoscevamo oggi, su cui noi possiamo diventare territorio di collegamento. Penso in particolar modo ad alcuni paesi stabili del Nord Africa. Però vorrei tornare anche a una riflessione rispetto alla situazione internazionale che stiamo vivendo, cercando di portarvi il mio punto di vista, che devo dire un punto di vista che vede la crisi
o meglio l'inizio della crisi energetica e inflattiva, ben prima dello scoppio della guerra. Già nel settembre del 2021 io ricordo soprattutto, ho fatto qualche visita nell'impresa del mobile, per esempio, i problemi di rifornimento di materia prima. Ricordo l'inizio dell'aumento del costo dell'energia. Sicuramente la guerra e la crisi in Ucraina e l'aggressione della Russia in Ucraina ha creato una tensione drammaticamente più esasperata. È altrettanto vero che un inizio di tensione e quindi di speculazione era iniziato ben prima. Oggi il problema del costo dell'energia in Europa, perché se andate negli Stati Uniti abbiamo costi di energia molto più bassi, è dato, pensate, dal costo dato dalla borsa di Amsterdam, una borsa privata che ha pochissimi rispetto ovviamente alla produzione di gas, pochissimi scambi, ma che ne determina il prezzo. In Italia oggi il prezzo del gas, se guardiamo il prezzo produttivo, sarebbe meno della metà di quanto oggi viene stimato sulla borsa di Amsterdam. Peccato che noi, per regole europee, dobbiamo affidarci alla borsa di Amsterdam, borsa privata, per decidere il costo del gas e dell'energia, perché sono collegati, che le nostre imprese e i nostri cittadini pagano. Una borsa per la quale io mi auguro che l'Europa non soltanto intervenga, ma cambi immediatamente le regole. Cioè noi stiamo pagando questi prezzi non perché il costo della produzione abbia avuto questi aumenti, ma perché una speculazione inaccettabile viene fatta su una borsa piccola e privata. Voi pensate nella borsa normale dove si scambiano titoli azionari, che sono beni importanti ma non sono beni primari come il gas, c'è un limite in alto e in basso, altrimenti viene sospeso il titolo. Sul gas questo non esiste. E noi mettiamo in ginocchio il sistema produttivo e sociale europeo, non perché qualcuno non vuole mettere più soldi, gli stati non hanno soldi, ma perché non si cambiano le regole. Perché si ha paura di dire non avremo più i fornitori che ci forniscono il gas. Peccato che i fornitori, quelli ovviamente che non sono la Russia, si chiamano Norvegia, si chiamano Stati Uniti, che sono paesi alleati. E dunque quando il nostro Paese, e di questo devo ringraziare il Presidente Draghi, in modo non soltanto leale, ma penso responsabile, si mette a disposizione per rafforzare, a differenza addirittura di altri Paesi europei, l'Alleanza Atlantica, che è fondamentale, ci si aspetta che tutti i Paesi dell'Alleanza si comportino allo stesso modo per non mettere in ginocchio sistemi produttivi. Su questo noi dobbiamo dirlo con chiarezza all'Europa. Penso che più volte ho ribadito la fondamentale opera che l'Italia ha all'interno d'Europa e la fondamentale opera che l'Europa ha per l'Italia. Ma per essere fondamentale e soprattutto positiva, dobbiamo pretendere dalla politica europea degli interventi forti e soprattutto veloci. Abbiamo perso già troppi mesi. Noi non possiamo pensare che il sistema produttivo e sociale europeo paghi un prezzo inaccettabile. Perché oggi stiamo vedendo degli aumenti che non è, dice, c'è stata, soprattutto sul gas, degli aumenti inflattivi. Stiamo vedendo degli aumenti speculativi che sono insostenibili. Su questo la Regione ha cercato di mettere in campo delle misure, ne metterà ulteriore a novembre, quindi lo annuncio, proprio per le linee di credito che le aziende devono avere, come veniva sollecitato sia dal Presidente Giovanni D'Apozzo che anche da Michele Agrusti, più volte ci siamo sentiti su questo. Metteremo in campo anche le misure, ve lo dico, nella prossima legge assestamento anche per i privati, che vuol dire ovviamente per sostenere il consumo dei cittadini, in particolar modo guardando a una transizione che vada verso l'autosufficienza o comunque una diminuzione del consumo energetico dato da fonti che oggi sono onerose e non possiamo permetterci. Questa è la grande sfida. La grande sfida è andare a rivedere le regole, ipotizzare appunto questo price cap europeo, dopodiché si possono mettere risorse pubbliche. Sì, penso che le risorse pubbliche però messe antecedentemente a un tetto rischiamo di dare i soldi alle speculazioni e non invece alle imprese e ai cittadini. Quindi è chiaro che è una situazione estremamente difficile.
Una situazione estremamente difficile e però voglio concludere questo intervento con una ventata di ottimismo, perché dalle notizie che ho, conto poco, quindi prendetele per quello che sono, però che credo che al prossimo Consiglio dei Ministri europeo del 20 ottobre ci potranno essere delle notizie positive, un passo in avanti finalmente. Finalmente. Faccio l'appello all'Europa perché ritorni quello spirito collaborativo che abbiamo visto durante il Covid. Perché, lo dico con altrettanta chiarezza, un'Europa assente rispetto ai problemi delle proprie imprese e dei propri cittadini è un'Europa che rischia di scoppiare. Io voglio difendere l'Europa. Voglio proporre per l'Europa qualcosa che sia di duraturo e soprattutto di stabile. Lo possiamo fare però se l'Europa dà risposte. Se l'Europa non dà risposte è la più grande nemica di se stessa e questo non possiamo accettarlo. Non possiamo distruggere il sogno europeo per interessi particolari che vogliono umiliare il nostro sistema produttivo. Chi vuole veramente l'Europa difende le comunità europee e noi penso che ne abbiamo diritto di farne parte e abbiamo diritto di ricevere delle risposte. Grazie mille. Grazie anche al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Per continuare con l'assegnazione dei premi, invito sul palco Massimo Paniccia, componente della Giunta Camerale per il settore delle piccole e medie industrie. Abbiamo una nuova sezione che la Giunta Camerale ha introdotto nel bando del 2022, il premio agli studi professionali. Grazie anche a Massimo Paniccia per il supporto. Il primo dei due riconoscimenti va allo studio tecnico associato ingegner Sandro Rossi, geometra Hermes Leonarduzzi, geometra Enzo Rossi, con sede a Udine. A ritirare il premio l'ingegner Sandro Rossi. Nato nel 2006, dove sono confluite realtà professionali operanti sul territorio fin dal 1976, la struttura tecnica promuove e sviluppa progetti in ambito pubblico e privato nei settori dell'edilizia abitativa, scolastica, sportiva, sanitaria e industriale, nelle infrastrutture e nell'impiantistica, nella maggior parte dei casi seguendo anche la direzione dei lavori. Complimenti! Il secondo riconoscimento agli studi professionali è stato riservato a Dair Architects di Udine. A ritirare il premio l'architetto Fabio Passon. Lo studio nasce dalla passione dell'architetto Fabio Passon per il design, l'architettura, la progettazione degli interni e per il restauro. In questi ambiti Dair, anche con le competenze dei singoli collaboratori, ha sviluppato dal 2009 progetti e realizzazioni in tutta Italia e anche all'estero. Complimenti. I prossimi 3 premi sono stati stabiliti dalla Giunta Camerale nella categoria Impresa 4.0 per quelle realtà che hanno avviato percorsi complessi ispirandosi a Industria 4.0 per orientare al futuro la propria produzione e i servizi offerti. Partiamo subito con Tenimenti Civa SRL di Povoletto. A ritirare il premio il titolare, dottor Valerio Civa. A febbraio 2022 viene fondata la Tenimenti Civa 4.0 a Povoletto, una cantina innovativa dotata di un sistema di gestione digitale sofisticato che, oltre a tracciare ogni attività dalla ricezione dell'uva sino all'imbottigliamento, registra le informazioni trasformandole in dati utili per prendere le migliori decisioni in termini di efficienza dei processi produttivi. Complimenti e buon lavoro! Siamo alla Metalmed SRL di Udine. A ritirare il premio Michele Cioffi.
L'azienda è specializzata nella creazione di dispositivi odontoprotesici, ortodontici, di chirurgia orale, maxillofacciale. Ha portato la tecnologia 3D Selective Laser Melting sul territorio regionale, diventando il centro di riferimento della stessa. Complimenti. È il momento di Gruppo Illiria SPA di Udine a ritirare il premio l'amministratore delegato Mario Toniutti. Eccolo sul palco. L'impresa ha avviato fin dal 2019 un importante progetto di informatizzazione delle proprie apparecchiature commerciali installate presso la clientela. Ad oggi ha dotato oltre 6.000 dei propri distributori automatici con sistemi telemetrizzati di interconnessione bidirezionale che consentono il collegamento da remoto con il sistema operativo interno. E poi si dice quanto è facile bere un caffè. Complimenti! Il bando ha riservato un premio speciale all'idea imprenditoriale del terzo millennio, ovvero realtà che hanno colto le opportunità del mondo contemporaneo per farne nuovi modelli di business. A giudicarselo sono 4 distinte realtà. La prima è Nutrizione Prevenzione SRLS di Pordenone. A ritirare il premio l'ingegner Maurizio Fratta, presidente del CDA. Il centro medico ha saputo trasformare una prospettiva nefasta dovuta alla carenza di visite mediche specialistiche per colpa del lockdown in un'occasione di rilancio, fornendo un servizio fondamentale per la popolazione. Grazie a nome di tutti. Congratulazioni. Ed ora Cici Bonbon di Ciot Cinzia di Porcia a ritirare il premio la titolare Cinzia Ciot. Anche per lei l'applauso. Una storia di resilienza, riscatto tutta al femminile. Cinzia Ciot, in un momento di profonda crisi lavorativa e personale, trova il suo nuovo obiettivo nella realizzazione di una microimpresa domestica, possibile attraverso l'applicazione di normative europee in forma pionieristica per il nostro territorio. E speriamo che faccia da apripista per altre realtà come la sua. Complimenti. CS Canoe di Spagnol Sandro di Sacile a ritirare il premio il titolare, il signor Sandro. Anche per lei il diploma di benemerenza, la foto. La CS Canoe ha sviluppato la tecnologia dell'infusione applicata alla costruzione di piccole imbarcazioni come i kayak per l'uso amatoriale e per la competizione. La ricerca, che continua ancora oggi, ha richiesto una lunga sperimentazione con la definizione di procedure specifiche per ogni categoria di kayak. Complimenti. Ed ora la Fototerm SRL di Gonars a ritirare il premio l'ingegner Luca Maresia, vicepresidente. L'azienda, operante da 15 anni nel settore delle fonti energetiche rinnovabili di tipo solare, ha maturato un elevato livello di competenza ed esperienza necessarie per proporre al mercato un ventaglio di soluzioni tecnologiche, finanziarie e gestionali fondamentali per implementare il modello di business della green economy nell'industria del terzo millennio. Complimenti. Ed una sezione particolare del bando è stata riservata al premio Valorizzazione Patrimonio Culturale, una delle funzioni che l'ente camerale ha acquisito. E il premio va all'azienda Emporio ADV SRL di Udine. A ritirare il premio Marco Finoia, direttore creativo dell'agenzia. Da oltre 20 anni l'Emporio ADV opera nel mondo della comunicazione e da semplice studio grafico si è evoluto fino a diventare quella che è a tutti gli effetti una tra le realtà più importanti e solide del settore in Friuli Venezia Giulia. Complimenti.
Un altro premio del bando è per l'impresa in Europa. Se lo aggiudica Friul Mosaic SRL di San Martino al Tagliamento. A ritirare il premio Tiziana Bertoia, amministratore delegato. Produce e commercializza prodotti dell'arte mosaica per il settore edile, lapideo e artistico, oltre al commercio di complementi di arredo in marmo, prodotti per la manutenzione e l'applicazione del marmo. Una splendida realtà proiettata al continente europeo. Complimenti e buon lavoro. Ringrazio Massimo Paniccia per l'aiuto, ci rivediamo alla fine. Invito adesso il Presidente D'Apozzo e il Vicepresidente Agrusti a raggiungermi qui al centro del palco perché proseguiamo la nostra cerimonia con i riconoscimenti speciali che la Giunta ha destinato a diverse realtà dei territori di Pordenone e Udine. Per quello vi vogliamo qui insieme al centro del palco. Il primo riconoscimento speciale va a Magi Sass, con sede a Udine. A ritirare il premio il titolare Roberto Romano. Ci raggiunge direttamente dalla platea. È il 2003 quando Roberto Romano e Giuliana Petris decidono di dare nuova vita ad un'antica osteria ad un passo dal Duomo di Udine, l'attuale osteria alla Tavernetta, un luogo che nel tempo ha acquisito toni sempre più raffinati, fino ad offrire ai propri ospiti una cucina dal fascino contemporaneo, intimamente legata al territorio e alle sue tradizioni. Ecco l'applauso. Complimenti. Prossimo riconoscimento speciale a Katia Mignogna, Arte Libro, Società Cooperativa Sociale Onlus, Udine, che ci raggiunge dalla platea per l'impegno profuso nella valorizzazione costante della persona e della sua unicità. Imprenditori sociali è così che Katia Mignogna ama definire la Società Cooperativa Sociale Arte Libro, perché spiega siamo soci lavoratori, la maggior parte dei quali disabili fisici e psichici. L'attività della cooperativa prende il via nell'84 per volontà dell'allora presidente della comunità Pier Giorgio di Udine, Don Onelio Ciani. Il riconoscimento tifo da stadio, non da teatro. Complimenti e grazie. Il prossimo riconoscimento speciale è attribuito a Tullio Adriano Nardin con falegnameria a San Vito al Torre per l'elevata competenza, il pregio e la cura delle proprie lavorazioni artigianali di falegnameria. Ci sta raggiungendo dalla platea sul palco. Tullio Nardin, con i suoi 82 anni, dirige ancora in modo eccellente la propria impresa, coadiuvato dal 96 dal figlio Federico, al quale è destinata l'eredità della guida dell'impresa, che attualmente conta 6 collaboratori. Congratulazioni, congratulazioni, complimenti davvero. Un bel esempio, complimenti. Ci raggiunge sul palco dalla platea Lucio Meroi, al quale va il prossimo riconoscimento speciale per la passione, l'intraprendenza commerciale nella conduzione dell'azienda di famiglia. Eccolo. È il 1959 quando, appena 14enne, Lucio Meroi entra con il fratello Marcello nell'azienda aperta dal padre Aldo 7 anni prima a Butrio. Oggi, anche se l'attività dal 2018 è gestita dal figlio Filippo, Lucio è sempre presente in negozio, con lo stesso desiderio di imparare e di trasmettere le proprie conoscenze. Ma se non lo si trova in azienda, allora sicuramente sta pedalando in sella alla sua Atala da grande appassionato di bici qual è. Complimenti per tutto.
Siamo al prossimo riconoscimento speciale che viene conferito ad Antonella Rigo, Ritmea, società cooperativa sociale di Udine, quale figura dalle doti umane e professionali di alto profilo nella gestione educativa delle disabilità. Complimenti. Antonella Rigo è l'ideatrice, l'anima del progetto AMI. Nasce dalla Scuola di Musica Ritmea di Udine e si pone un obiettivo nobile, quello di promuovere i processi di apprendimento e di integrazione con azioni didattiche sperimentali a favore di bambini, ragazzi e adulti con disabilità. Grazie da parte di tutti noi, anche a lei. Il prossimo riconoscimento speciale se lo aggiudica Roberto Bortolotti. Bortolotti SNC di Roberto Bortolotti NC di Codroipo, quale imprenditore esperto nel settore delle auto con spirito innovativo ha saputo tracciare una lunga storia di successo. Lo accogliamo sul palco con un applauso. Complimenti. L'impresa di cui oggi è titolare Roberto Bortolotti è sorta nel lontano 1934 ad opera del padre Giovanni come officina di riparazione generica. Anche grazie all'insostituibile moglie Flavia, recentemente scomparsa, la fama che Roberto Bortolotti porta con sé orgogliosamente da anni è quella di un imprenditore serio, capace, pronto a cogliere ogni opportunità per la crescita e lo sviluppo dell'impresa. Complimenti anche a lei. Il prossimo riconoscimento speciale va a Drive Evolve SRL di Tavagnacco a ritirare il premio Massimiliano Collino, consigliere di amministrazione. Un premio che va a questa come realtà altamente innovativa e qualificata nella gestione delle flotte aziendali. Complimenti. Frutto di un'idea realizzata con passione e determinazione, è diventata un progetto imprenditoriale realizzata da Giovanni e Massimiliano Collino, li vediamo insieme sul palco, assieme ad un team di collaboratori altamente professionale e motivato. L'azienda si occupa di gestione delle flotte aziendali, finalizzata all'innovazione dei processi aziendali, alla sostenibilità ambientale e al contenimento dei costi. Anche questi temi di grande attualità. Il prossimo riconoscimento speciale se l'è aggiudicato Cinema Zero di Pordenone a ritirare il premio Marco Fortunato, presidente. Cinema Zero quale punto di riferimento per l'eccellenza delle iniziative culturali legate all'audiovisivo. L'applauso del pubblico di Udine per Cinema Zero. Associazione culturale nata nel 1978 a Pordenone dalla volontà dei suoi fondatori di condividere la passione per il cinema con il più ampio pubblico possibile. Oggi, a distanza di oltre 40 anni, rappresenta uno dei più importanti riferimenti culturali del territorio. Attualmente gestisce 7 schermi su 4 strutture tra Pordenone, Sacile e Lignano, organizzando oltre 3.000 proiezioni all'anno. Grazie e complimenti. Prossimo riconoscimento speciale per Pierino Fazzolari, Malina SRL di San Giovanni al Natisone, quale figura di spicco nel settore delle sedute ha saputo tracciare una lunga storia di professionalità e di passione. Buonasera, complimenti anche a lei e il riconoscimento. È il 1973 quando Pierino Fazzolari fonda l'impresa Malina in un capannone in affitto a Moimacco. Nel luglio del 77 si trasferisce a San Giovanni al Natisone su un terreno di 30.000 metri quadri. Attualmente lo stabilimento copre 7.000 metri quadri, quelli coperti all'inizio erano meno della metà,
Fin dall'inizio l'impresa fabbrica sedie finite. Negli anni il signor Fazzolari ha saputo diversificare l'attività in diversi settori produttivi, non solo nel comparto arredamento, e ha voluto ritornare al territorio avendo una sensibilità per il settore sociale, infondendo energie e entusiasmo nel settore sportivo a vantaggio dei giovani. Grazie. Ancora un riconoscimento speciale che va a Fazioli Pianoforti SPA di Sacile. A ritirare il premio Paolo Fazioli, presidente del Consiglio di amministrazione, quale realtà prestigiosa, riconosciuta a livello mondiale per la produzione di pianoforti a coda e da concerto, dalla straordinaria personalità e bellezza. Complimenti. Fazioli produce pianoforti a coda da concerti dal 1981, anno in cui l'azienda venne fondata per iniziativa di Paolo Fazioli, ingegnere e pianista. La storia dell'azienda è caratterizzata da un crescendo di successi. La produzione si orienta oggi sui 140 pianoforti all'anno che raggiungono, oltre al mercato europeo e nordamericano, anche Cina, Estremo Oriente, Australia e paesi emergenti. Da sempre concentrata sugli aspetti tecnologici, produttivi e creativi, ogni giorno Fazioli guarda alle nuove sfide come ad occasioni per scrivere un ulteriore capitolo di quella storia del pianoforte che certo non si intende tradire, ma portare avanti con ingegno. Complimenti. Chiedo al Presidente D'Apozzo di rimanere con me al centro, Agrusti la richiamerò più avanti perché siamo arrivati a un momento importante, quello per il conferimento delle targhe dell'eccellenza. Raggiungiamo di fatto il clou di questa cerimonia. Le targhe contengono la medaglia in oro e una prestigiosa riproduzione della moneta con cui l'imprenditore Linussio pagava le proprie maestranze, lungimirante esempio di imprenditorialità del Settecento. La targa dell'eccellenza per l'economia va a Giovanni Fantoni, che invitiamo qui sul palco. Giustamente diceva il Presidente D'Apozzo, visto il momento particolare, ecco, invitiamo tutti coloro che sono sul palco. Leggiamo la motivazione intanto. Venite più avanti a favore di Luci. Imprenditore rigoroso, concreto, tenace nel perseguire gli obiettivi rivolti alla ricerca e al total design in ambito produttivo aziendale. Ha saputo costruire un percorso innovativo per il gruppo Fantoni, affermando la posizione di realtà leader mondiale nella produzione di pannelli in MDF e truciolare, di laminati, carte e melaminiche, di sistemi per l'ufficio e sistemi fonoassorbenti. Il suo impegno va oltre al sostegno del territorio, con importanti incarichi tesi a promuovere il rilancio del manifatturiero e a stimolare il continuo cambiamento nelle aziende per dare forza all'industria locale, contribuendo con il proprio operato ad accrescere riconoscibilità e credibilità della terra friulana. Giovanni Fantoni, vuole dire qualcosa? Prego. Grazie a tutti. Mi sento in dovere di ringraziare la Giunta Camerale per questo prestigioso riconoscimento. Però mi sento anche in dovere, ed è quasi naturale per me, condividere questo premio con mio fratello e con i miei genitori che non ci sono più. Sono loro che ci hanno profuso questa cultura del lavoro. Lo dedico invece ai miei figli, alla mia famiglia e ai miei nipoti che stanno iniziando a portare il testimone e che mi auguro possano portare avanti l'azienda ancora per lunghi anni. Grazie. Approfitto di un piccolo stimolo, perché il Presidente nella sua introduzione ha presentato anche il nuovo marchio della Camera di Commercio. Io mi auguro che quel ponte tracciato tra Udine e Pordenone si allarghi,
ma si allarghi in modo tale che tutte le categorie possano marciare insieme lungo quel ponte. Noi Mike l'abbiamo fatto, noi l'abbiamo fatto. La prossima... Grazie e complimenti. La prossima targa dell'economia va a Giuseppe Bono. Purtroppo Giuseppe Bono non è potuto essere qui con noi questa sera, però chiamo sul palco per ritirare il premio e poi consegnarlo a Giuseppe Bono il direttore generale di Confindustria regionale FVG Massimiliano Ciarrocchi, il quale poi avrà cura di consegnare il premio. Leggiamo insieme la motivazione. Manager di grande visione, è riuscito nella sua lunga carriera al servizio di numerose aziende pubbliche ad imprimere il suo tratto forte, energico, all'insegna costante del rinnovamento e della crescita aziendale. Ha saputo collezionare con caparbietà sin da giovane una lunga serie di successi con incarichi di sempre maggiore responsabilità fino alla guida di uno dei più importanti complessi cantieristici del mondo, infondendo uno spirito e un approccio gestionale vincenti. Con il proprio operato ha contribuito ad accrescere a livello mondiale la riconoscibilità e la credibilità del nostro territorio e del nostro Paese. Giuseppe Bono, dispiacendosi appunto di non poter essere qui questa sera, ci ha voluto comunque inviare un videomessaggio di saluto che andiamo a vedere insieme. Buongiorno a tutti, un ringraziamento al Presidente Dal Pozzo che ha voluto riconoscere il lavoro da me svolto in tanti anni in Friuli. Sono 20 anni, ho passato 20 anni in Fincantieri. Ho preso una società che, come sapete, non navigava in buone acque e l'abbiamo portata con l'aiuto di tutti, ma io voglio anche dire che il cuore e la mente dei Fincantieri è stata sempre nella regione. Trieste, Monfalcone erano le nostre basi importanti e ne abbiamo fatto una società che come tutti sanno è una società che ha saputo conquistarsi un posto importante in Italia, ma anche in tutto il mondo. Ecco, non voglio con questo sperticarmi in lodi personali, perché voglio dire, è sotto gli occhi di tutto quello che abbiamo fatto. E come tutti voi, che siete uomini anche di impresa, sapete che non si fa tutto da soli, ma si fa con la collaborazione di tutti. Con la collaborazione di tutti quelli che hanno voglia e passione per lavorare, perché il lavoro che facciamo è un lavoro duro, importante, ma è un lavoro che richiede appunto passione. Io ce l'ho messa tutta, credo di aver lasciato un'eredità importante, lavoro per tanti anni e quindi sono soddisfatto di quello che ho fatto. Questo riconoscimento è un segnale ancora per tutto il lavoro svolto e spero che in futuro ci siano occasioni per rivederci. Io purtroppo non sono potuto essere presente per il Covid che ha colpito anche casa mia, ma passerà anche quello come tutte le altre cose. Grazie di nuovo da Pozzo e un saluto veramente fraterno a tutti quanti. Buona giornata. Questo era il saluto di Bono al quale arriverà il premio. Grazie per aiutarci in questa consegna da remoto a distanza. Vi invito a rimanere ancora sul palco perché è arrivato un momento importante di questa cerimonia, importante e toccante, perché la targa che consegniamo adesso è una targa dedicata alla memoria di Omar Monestier. E allora invito sul palco a ritirare questo premio la signora Sara Casol Monestier e il direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini.
E allora abbiamo sentito e abbiamo letto in questo periodo davvero tante parole, tantissimi ricordi. Molte sono poi le parole che non sono state dette, non sono state espresse, ma sicuramente sono nel cuore di chi ha conosciuto Omar Monestier, di chi ha avuto il piacere e la fortuna di lavorare con lui. Professionista competente, uomo di carattere, concreto, dinamico, con la dote preziosa di sapersi calare con coscienza e consapevolezza nella realtà del territorio e di raccontarlo con onestà, utilizzando il tocco raffinato e cortese che gli è sempre appartenuto. La cura affettuosa della comunità dei lettori, il dialogo intelligente e stimolante con le categorie sociali e produttive, l'obiettività, l'attenzione, l'amore sincero verso questa terra, dalla città ai piccoli paesi che ne sono l'anima, hanno caratterizzato il suo ritratto di giornalista e direttore caparbio e generoso e di firma prestigiosa nel panorama italiano. Grazie alle sue capacità e al suo instancabile impegno ha contribuito ad accrescere la riconoscibilità e la credibilità del Friuli. Do il microfono. Sono qua. Prego. È una targa che non avremmo mai voluto consegnare alla memoria di Omar Monestier. Avremmo preferito, e l'avrebbe meritato, di venirla a ritirare di persona. Se l'era conquistata in tutti questi anni di lavoro tenace, discreto, è entrato qua in una comunità apparentemente chiusa, quella è la nostra, in punta di piedi, ma ha saputo conquistarla. È stato sui palcoscenici, oltre che sulle pagine del suo giornale, ha moderato tanti dei nostri eventi e ha creato tanti eventi per le imprese. E questa è stata una cosa straordinaria, perché vedete, io ricordo sempre cosa diceva Aldo Moro nel suo ultimo articolo sul Giorno di Milano, quando il Giorno era un grande giornale. Moro diceva in quell'articolo, il titolo diceva «Il bene non fa notizia». Beh, Monestier ha dimostrato il contrario. Tante buone notizie hanno trovato ospitalità su quel giornale, sui suoi giornali, quando sono diventati due. E questo ci ha incoraggiati, perché lui ha sempre cercato di raccontare l'eccellenza, certo con tutti i suoi problemi, le difficoltà, anche le cose negative, ma non è mai andato a cercare le cose che dovessero infangare l'onore di un territorio, l'onore di un'azienda, l'onore di una persona. Ecco, questo suo rispetto, mi ricorderò sempre di questo aspetto. Ho avuto con lui tante discussioni, la sera quando lui finiva di lavorare, eppure io, e ci sentivamo per commentare i fatti del giorno, ma soprattutto i fatti del futuro. E ci siamo spesso incrociati ed incontrati, perché Omar Monestier non era rispettoso del potere o del fatturato, era attratto dalle intelligenze, dalla capacità di interloquire e aveva rispetto per tutti, per i piccoli e per i grandi, purché avessero un contributo da dare, una cosa da dire e una cosa da scrivere. Questo è quello che ricordo di Omar. Grazie a Omar e gli dedichiamo un applauso che sicuramente arriverà fino a lui. Grazie al Presidente Agrusti per queste parole. Io ringrazio la Giunta Camerale, il Presidente D'Apozzo per questo riconoscimento che va a Omar. Devo dire che Omar in questi contesti si sentiva sempre molto a suo agio, perché era per lui l'occasione per approfondire i temi e gli argomenti che riguardano il nostro Friuli, in particolare in questo caso quelli inerenti all'economia. E cercava poi di farceli raccontare sul giornale non soltanto attraverso i macro temi dell'economia e della finanza, per capire e individuare dove va questo territorio e per analizzarli insieme a noi, i suoi colleghi, con i quali tutti i giorni ci confrontavamo, non soltanto con Agrusti, anche con noi, devo dire, si litigava e ci si confrontava anche in maniera molto accesa. Ecco, ed erano sempre momenti costruttivi, quindi devo dire che voleva raccontare il Friuli e come affrontava le difficoltà attraverso, vi dicevo, l'economia e i macro temi, però quello che pretendeva da noi era quello di raccontarlo
attraverso le storie, i volti. Sono le storie e i volti che io stasera ho visto qui sfilare su questo palco, sono il Friuli migliore, quello che si impegna, il Friuli operoso, ed è quello che continueremo a fare sul Messaggero Veneto. E devo dire che quindi Omar non è stato soltanto un direttore, un giornalista, ma se mi permettete anche uno di voi. Grazie. Grazie. Con questo applauso arriviamo verso la conclusione. Lascio il microfono al Presidente D'Apozzo se vuole dare una battuta in chiusura. Abbiamo chiuso in un modo, come diceva il Presidente Agrusti, che non avremmo mai voluto fare alla memoria ma alla persona, ma questo ricordo ha sintetizzato un po' la storia del nostro territorio, la nostra regione, di tante persone, di tante aziende, di tante piccole storie anche dei nostri paesi. Bene, io mi auguro che questa 68esima edizione abbia avuto un significato. Il momento è difficile, ma guardiamo avanti. Il futuro è sempre più interessante e misterioso di quello che l'oggi rappresenta, e indubbiamente ci ritroveremo alla prossima edizione, alla 69esima edizione, sperando che quello che stiamo attraversando in questo momento sia un ricordo come lo è il periodo della pandemia, dei lockdown e quant'altro. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Allora, una nota di servizio: non scappino i premiati che ci devono tutti raggiungere sul palco, perché c'è la tradizionale foto di gruppo a chiusura di questa cerimonia. Per gli altri ricordo che all'uscita è allestito un buffet che la Camera di Commercio vi propone nel solco della tradizione, quindi un raffinato aperitivo friulano. Sul palco, per cortesia, tutti i premiati assieme ai rappresentanti delle categorie economiche e componenti della Giunta Camerale. Grazie. 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 Quasi. Grazie. Grazie a tutti.